Amici di Cucina Sicola, benvenuti! Oggi vi riproponiamo un video che abbiamo realizzato in precedenza con le ricette di Luisa e ricette flash. Le cassatedde ragusane, quelle al forno. Buona visione! Benvenuti, siamo oggi con Luisa, finalmente! Oh, finalmente! Allora, era una promessa Luisa, abbiamo fatto qui una piccola stanza per fare le ricette e adesso finalmente ci siamo, andiamo a fare una ricetta tipica. Intanto come stai Luisa? Come ti senti? Tutto a posto. Tra l'altro Luisa adesso su Facebook sta cominciando ad essere grossa, 70.000 follower, complimenti. 75, bravissima, quindi andatela a seguire anche di là, ma anche qui su YouTube vi metto il link qui sotto. Bene, andiamo a fare questa ricetta, una ricetta tipica dove la cosa principale è la ricotta, quella ragusana. Questa è una cosa tipica proprio per questo periodo, che sono le cassate ragusane con la ricotta. Noi le facciamo ricotta vaccina, però c'è chi vuole al gusto quella di pecora, mette quella di pecora. Sì, è un dolce semplice, sì, un dolce semplice. Ed è associato alle ricette che avete visto anche qui sul canale di Luisa che fa il pane. Quando si faceva il pane si faceva poi alla fine queste cassatedde aperte. Ora li faremo. Va bene, allora andiamo a vedere come si fa. Va bene, allora Luisa, qui abbiamo tutto pronto, quindi sì. Intanto quali sono gli ingredienti e poi vediamo allora, quanto. Sono degli ingredienti semplicissimi, non ci sono cose. Allora, intanto c'è bisogno, sempre mi criticano per lo strutto, però ci vuole per fare questi dolci antichi, dolci delle nonne. Abbiamo bisogno di farina di semola, farina 00, uova, zucchero e un po' di scorza di limone e l'acqua. Perfetto, quindi poi le dosi molto semplici, mezzo chilo di farina di semola, mezzo chilo di farina 00, 4 uova, 100 di zucchero e 200 di strutto, che fa parte della tradizione siciliana, pure i cannola sa essere a friggere uno strutto per dire, sì. E fanno parte di altre ricette. Di seme una volta. E infatti. 200 ml d'acqua, eventualmente vedete un po' voi, può esserci un cucchiaio meno, un cucchiaio in più. Importantissimo, già detto, la scorzetta di limone. Bene, così siamo pronti. Allora, salutiamo pure Salvo che fa il nostro pubblico. Quindi... Ciao Salvo! Ciao! Batti le mani almeno. Ok. Grazie, siamo da Maurizio questo show. Vabbè, adesso non sta. Allora, iniziamo con mischiare le due farine. Mi metto qua? Vai! Ok, metto a fuoco. Vabbè, non serve niente, Luisa è già andata in automatico. Vuoi fare due? Troppo veloce anche Luisa. E va bene. Allora, intanto prima uniamo le due farine. Sì. Vuoi farlo tu? Sì. Metti la mano in pasta, dai. Vai, vado. Vai, mischia le farine. Meschiamo le farine. Allora, facciamo un po' di... Insieme alle farine, ora fai la fontanella. Mettiamo lo zucchero a gelare. Ora una cosa molto importante, che tu devi saper sciogliere lo strutto. Sì, come diciamo si fa per fare la pasta frolla. Brava. Quindi si va a sbriciolare, fate voi. Perché si deve amalgamare. Praticamente così Nel si frattempo prende. che tu fai questo così, io ti vado a grattugiare un po' di limone bio. Ragazzi, qua oggi è seria la cosa, Allora, questo video lo mettiamo sia su questo canale che quello di Luisa. Sì. Io non posso dire come si chiama ancora il mio canale perché allora, quando ci sarà questo video, ci sono area dei cambiamenti. Perché ho fatto il sito internet e quindi dentro il sito non c'entrava il fatto di chiamarlo Basilico Channel e abbiamo fatto un nome nuovo. Vabbè, già lo sapete quando ci sarà sto video perché è sicuro che abbiamo messo già tutto nuovo. Ok, vai, amalgama. Troppe novità. Cose belle per Andrea. Allora, ma il forno per questa ricetta qual è meglio? Normale, statico, ventilato? Che ci dici? Allora io metto sempre statica, anche perché non è ventilato. Ah, ma non si dice. no, ma anche perché secondo me un forno statico è ottimo. È più sicuro come tipo di forno, perché sì. quello ventilato alcune volte... Allora, queste in antichità le facevamo nel forno a legna, giusto? Come facevamo i biscotti, queste cose per il periodo. Che dici, ci siamo? Sì, ora fai la fontana e io do un po' l'ova. Aspetta. Abbiamo anche la palettina, così solo le mani proprio non si gira. Allora, dividiamo ok. questa qui, così facciamo questa
Speriamo di non uscire dall'inquadratura. Che dici, pubblico? Ci siamo nell'inquadratura? Pubblico? Ah, grazie. Ok, Vado? vai. Ok. Ora ti insegno. Dov'è? Ok, vabbè, niente, non ho C'è. la forcettina. Ecco il bello della diretta. Anziché fare così. Ok. E trattandosi di questa ricetta poi viene in mente anche che queste sono ricette un po' bizantine, Sì. perché infatti anche in Spagna ci sono vari tipi di, diciamo così, tortini ripieni o come le impanate che sono un'altra cosa che si fa in questo Anche periodo. come pastorini. Bravo, le pastorini appunto. Va bene, allora Metti le mani in pasta. vogliamo fare una cosa un pochino più tranquilla Ecco. con la palletta, l'importante è non fare danni. Luisa si sta affidando. Ma l'acqua quando ce la mettere? Allora tu intanto fai prendere. Ok, prendo questo. Ti prendi le uova, bello, scinge. Bravo. Si sente l'odore del limone, eh? Buono. Ok, fai una fontanina. E ora con la mano a mano. L'acqua naturalmente non la mettiamo tutta in una volta, la mettiamo a picca perché come sappiamo le uova, dipende dalla grandezza, non gene 80 ml, 100 ml. Piano piano andiamo a recuperare e a fare il panetto. Vabbè, intanto ne abbiamo messo circa la metà, mi pare. No, ancora no. Neanche, Ora devo cercare di pigliarla. Ecco, l'impastatrice ci permetterebbe di stare più tranquilli. No, e ti dico di no. Perché? No, perché avere le mani in pasta secondo me è meglio. Ora fai un pezzettino e metti lato. Allora, questo pezzettino diciamo che... Come facciamo quando facciamo pane spagnato. Oh, ma per il pane non sai quante domande mi hanno fatto. Intanto ti devo dire che la ricetta del pane ha fatto, che ne so, 15-20 mila visualizzazioni. Pane spagnato? Anche quello che c'è pane punzato, che tu Ah, era sì. un pezzettino che tu mi pare che 30.000 persone l'hanno visto. Sì. E la ricetta, poi mi fanno sempre la domanda sul lievito. In realtà non è che non lo diciamo, sono stato io che quando ho tagliato il video non l'ho messo. Ah, il lievito, io ho messo il lievito di bile, ma Andrea mi ha messo il lievito madre. Però, No, va di acqua. insomma, con il lievito madre io non ci ho preso bene la mano. Non perché da piccolo il pane si addormenta. Non c'è- Vero, eh? Perché fa freddo, ci mettiamo i 4 cubetti, il pane e poi secondo me non viene bene. Io invece con il lievito di bile ci metto. Sì, anche perché già... E non va, insomma, è bene, il pane è buono. Sì, infatti, perché diciamo per una lievitazione diretta in 2 ore, 3 ore riusciamo a fare tutto. Sì, io ieri ho fatto il pane, infatti te l'ho portato. Mamma mia. Ieri ho fatto il pane e praticamente in 3 ore ho fatto tutto da sola. Anche Ottimo. ieri per il forno. Allora, noi proveremo a farti assaggiare invece una ricetta di tagliatella al salmone. Speriamo di riuscire. Riusciremo. Va bene, allora. Ok. E ci vuole fatica, per fare questo. Ok, vai. Allora, io vado con le mani Certo, perché in mano non è così di... avanti. E regge, questo studio regge. Questo piano regge, artigianale. E il pubblico è d'accordo. Applausi dal pubblico. Grande Salvo! Seguite le risate di Salvo su TikTok. Sì, sì. Pubblicità gratuita. Niente, giusto giù? Sì, le risate del contadino. Ma bella, più bella ancora. Sì. Fai così con le mani? Ok, vabbè. Avevamo fatto questa crescente. No, ma- però. No, la cosa bella è che quando si parla del paese dove abitate voi, subito io dico, conosco, tutti conoscono Luisa e poi mi dicono, ma il suo marito fa i video per Sì, anche ridere. perché lui quando Veramente? fa dei video si Sempre, intromette sempre, perciò... Allora, intanto Luisa, complimenti perché l'impasto, guarda, con i tuoi consigli è, mamma mia, tanta roba. È perfetto, veramente, Ho messo un bello. po' di farina perché mi sembrava un pochino... Va bene, perfetto. Quindi Allora. adesso avete fatto caso ragazzi, non c'è il lievito perché? No. Perché non serve, questa ricetta dovrà essere una sfoglietta giù in questo tortino per capirci ora per chi che non sono già
e quindi poi ci sarà questo ripieno grande di ricotta. La cosa importante è come si va a stendere questa pasta e vi faremo vedere dopo ancora meglio. Quindi lo mettiamo in un contenitore così il piano ce l'abbiamo anche a disposizione. Ora questo andrà a riposare, non c'è bisogno che vada a riposare perché non c'è il lievito, l'importante è che l'impasto un po' riposi, lo copriamo. Ok. Perfetto. E quindi una volta coperto passiamo alla fase successiva della ricetta che è il ripieno. Sì, che lei riposa, andiamo a fare il ripieno delle cassate. Grazie pubblico! Quindi seconda fase, abbiamo qui quello che ci serve per fare il ripieno. Allora, 2 kg di ricotta e poi cannella, limone e zucchero. mezzo chilo di zucchero. Sì, ok, dobbiamo dire allora 2 kg di ricotta, mezzo chilo di zucchero e questo quanto basta? A sentimento. A sentimento, il limone ci sta bene come. Allora, questa ricotta è una ricotta artigianale, questa è di mucca, quindi mi raccomando, state attenti perché in giro c'è anche della ricotta sintetica, questa è quella vera. Allora. Andiamo a mettere tutto insieme e facciamo questo ripieno. Allora, il pubblico comincia ad avere fame. No, scherziamo. Pubblico, aspettate, il vostro torno. Quindi, andiamo a prendere il sbattitore elettrico. Sì, ma non troppo, sai, no, fatta così. Allora, intanto lievelo. Ok, basta. Avanti, dai, io ti metto qua gli ingredienti. Ok, mettiamo la ricotta. E piccolo consiglio, questa l'abbiamo presa il giorno prima e l'abbiamo messa con un piatto in modo che andava a perdere tutto il siero. Deve essere ben asciutta. Infatti. Si dice quella del giorno prima, anche di 2 giorni prima. Ora Andrea, vai a versare lo zucchero, Sì. che c'è, Tutto in un corpo. tutto in un colpo. Mezzo chilo. Io ci metto la cannella, la metto io a sentimento. Sì. Ok. Bene. Ci siamo. Ora E scorzetta. la scorzetta di limone. Che ci sta. Sai è bello quando c'è il morso? Sì, sì, sì. Allora, sì. ti volevo dire alcune. Ora, chi guarderà questo video e sa che cosa deve fare cotta, ti può dire perché non mettete l'uovo dentro. Perché alcuni mettono l'uovo Sì. dentro. Io personalmente non lo metto, a parte che non mi piace, perché poi che fa? L'uovo dentro il forno va a gonfiare e quando noi lo usciamo Bene. se ne cala Bene. e non funziona. Quindi- Perciò io lo faccio Ti così. posso dire solo una piccola cosa perché essendo stato in Germania dove la ok. ricotta era tipo formaggio fresco, tipo Philadelphia, in alcuni casi se la qualità della ricotta è troppo molle, Se ci vuole l'uovo. forse un uovo, però nel nostro caso no, perché no. qua c'è caseina da vendere. Quindi siamo Piano, pronti? mettela uno. A 1, 1, 2, 3. Ok. Piano piano. Sì, attenzione se non è il pubblico poi lo scherziamo. No, ma io non me l'aspettavo mai, non solo l'ospite. Ti comandi. No, non solo c'ho l'ospite oggi, ma c'ho pure il pubblico. Ma Allora. dire tu che fortuna avere anche il pubblico. Ma Me l'ho infatti. portato io da casa. Che mia. poi è un TikToker famoso. Ah no? Molto famoso. Ah, a posto, vedi già. Sì, effettivamente non serve passare. Ci diamo una bella mescolata quando lo zucchero bello se ne piglia. Possiamo decidere di aggiungere no. Io poi sai la cannella un pochino la metto quando la lasciamo. Sì. Così, la spolverizzata. Un po' veloce e spegniamo. Ah, per questa ricotta è proprio giusta, bella giusta. Ma che fa? Non fa niente. Allora, se qualcuno di voi pensa che si deve raffinare, si fuori a strada. No. Perché quando si tratta di ripieni con la ricotta che vanno infornati, state tranquilli, non c'è bisogno. Se devi riempire il cannolo Quella è un'altra cosa e quindi si va a raffinare. In questo caso non serve. Quindi 1, 2, 3, togliamo questo e adesso dobbiamo andare. Prendere l'impasto. Prendiamo l'impasto e andiamo a formare le nostre sfoglie per fare queste cassatelle. Ok. Attenzione Luisa, va col limone. Cassatelle, non le voglio più. Così. Allora, siamo a questo punto, qui abbiamo l'impasto. Che Perfetto, cioè, ha preso corposità. E voilà. Va bene, poi dopo c'è il servizio. Ok, allora, cosa abbiamo qui che ci serve Luisa? allora la sacca a poche,
io ora vado a mettere la ricotta qua dentro perché poi la riempiremo, così là noi l'abbiamo pronta. Tu inizia a stagnare la pasta. Allora, qui abbiamo la pasta della macchina che ci aiuterà, potete farlo anche con un mattarello, Sì. servirà un piattino delle dimensioni, E una queste padella. 12-13 cm perché ci aiuteremo per formarle. Un pochino di farina se proprio vogliamo per andare a usare qui la macchina della pasta e siamo pronti. La prima fase di questa ricetta, intanto ringraziamo sempre Luisa e dovete per forza iscrivervi anche al suo canale. Allora, la prima fase è questa qui, che prendiamo la farina, un po' di farina ci vuole, adesso l'impasto da un po' è già un pochino più asciutto, quindi facciamo per capirci com'è la sfogliatura della pasta, quindi giriamo, mettiamo la macchinetta accesa delle braccia. Vabbè, io lo so che ci siete quelli che avete pure la macchinetta, quella vera, non quella delle braccia. E così, vedete, non facciamo tanto sfilo. Proviamo a fare una sfoglia che magari riusciamo a farne 2. Siamo sicuri. Nel frattempo già c'è qualcosa in forno perché abbiamo fatto i primi test segreti. Ok, vedete? Questo è perfetto. È pronta per andare a tagliarla direttamente così e andiamo un po' a rifilare visto che Poi, il pettino è un po' più grande. rimane così. Ecco, questa è quella pronta e vediamo adesso come continuare. Quindi Luisa, una volta che abbiamo qui la pasta pronta, quindi all'incirca vedete la composizione di questa sfoglia, per capirci come una lasagna, dai, possiamo tagliare Sì, con piattino. con questo piattino, tagliamo, se ci Io rimane... prendo la sacca poche. Abbiamo fatto tutto pronto. Allora tagliamo così, questa parte che magari un attimino la aggiustiamo così vengono tutte bene, via anche accorciamo il cerchio. Siamo tutti del Leonardo da Vinci, ma più che da Vinci siamo da Sicilia. E grande. Allora ragazzi, vi siete iscritti al canale di Luisa? Le ricette di Luisa? Grazie, allora vi faccio vedere come faccio i pizzi. Allora intanto vado a prendere 2 lembi e chiudo così, così, e così, e qua c'è l'ultimo. Perfetto, ottimo. Ora questa io la vado a mettere in teglia, Sì. bella, e vado a riempirla con la ricotta. Ottimo Luisa, siccome io so che loro sono dispettosi, no, siete tutti carinissimi e volete vedere da molto più vicino, ci avviciniamo. Il passaggio quindi nella teglia, vedete, Lo perfetto. facciamo vedere se vuoi un'altra volta. Sì. Lo faccio. Allora vado a prendere così, chiudo 2 punte e lascio qualche 3 cm di nuovo e chiudo bene. Con questo impasto che io ho non si apriranno, infatti si appiccica da sola, perché tante persone mi dicono che si aprono, invece con questo impasto che andrete a fare vado a metterla qua. Ottimo Luisa. Quindi Sacca ragazzi, poche. l'impasto non dovrà prendere tanta farina, deve rimanere sempre morbido, Morbidina, malleabile. sì. Non essere asciutta la pasta, Infatti, quindi poi con la ricotta si può mettere eventualmente anche semplicemente con 2 cucchiai se volete, Sì, ma non noi per forza ci vuole la sacca apposta. andiamo più veloci. Sì, sì. E questi ora si possono infornare, il forno a 180 gradi e circa 15-18 minuti, anche di meno. 15 minuti e 15 poi ci minuti, diamo sì. un'occhiata, perché poi dipende anche dai forni che abbiamo a casa, Guardate quanto è bella, non vedo l'ora e che profumo. Ok, noi continuiamo perché ce ne abbiamo tante da fare. Luisa ci regala anche un trucchetto? Sì. Perché? Perché allora mia mamma, mia nonna facevano anche così, vedete? Vado a fare un rotolino sempre con lo stesso impasto e lo vado a mettere qua e lo vado a chiudere, perché per essere sicuri che la cassatella non si apra, ma si possono fare anche senza. Io vi voglio fare vedere questo trucchetto che non è da tutti che lo fanno vedere, giusto Andrea? Gli sto facendo il regalo, Vero? giusto?
praticamente si va a rafforzare. Si va a rafforzare, sì. Si va a rafforzare il bordo, così non si deve aprire assolutamente. Ma possiamo farli anche senza, però ve la faccio vedere. Ottimo, grazie Luisa. Prego. E questi sono quelli che già hanno questo sistema qua. Sì, li abbiamo fatti un po' senza, che vi farò vedere che non si aprono. È un po' così. Ottimo, va bene, a dopo. Bene Luisa, allora adesso le passiamo a infornare. Vai. Sì. Allora, abbiamo detto forno 180-190 gradi, lo mettiamo nella parte medio alta del forno, dai 13 ai 18 minuti, in base al forno che avete. Sì, dovete stare comunque attenti perché ogni forno ha i suoi, diciamo, problemi. Giusto. Sì. Vediamo dopo l'ottimo risultato. Così, dopo 10 minuti. Allora Andrea, guarda, già siamo quasi pronti. Vi faccio Sì. vedere 2 minuti ancora di sopra, quando ci cola la fara, però di sotto vedete sembrano Wow. dei biscotti. Ancora qualche minuto, quando si colorano di sopra, e poi li spegniamo. Ottimo. E li abbiamo sfornati, guardate che sono belli. Ovviamente c'è una bella spolverata di cannella che abbiamo fatto e sono deliziosamente pronti. Brava Luisa! Grazie Andrea! Wow. Forno abbiamo finito. Sì, Posso prenderli? sì, ragazzi io faccio il cameraman e poi me stanco pure, guardate che spettacolo. E adesso ovviamente si devono fare raffreddare, però un Un'altra passaggio raffreddata? Sì. è Sai che questo. la cannella si può mettere a carico? Sì, quello sì, perché tanto poi rimane lo stesso. Sì. E quindi Vado a mettere un pochino di cannella perché ci sta, mamma mia che profumo. Che profumo. Ragazzi, se siete fuori, siete lontani da qui, ovviamente con la ricotta avete qualche problema in più, però l'impasto è perfetto e come vi dicevo all'inizio, trovate voi il giusto compromesso. Ma la ricotta si trova anche in America, arriva la ricotta da Palermo, quindi Sì, perciò. fuori trovate la ricotta di pecora molto più di qualità rispetto a questa di mucca che abbiamo qui nella Cusano. Va bene, allora adesso che facciamo? Assaggiamo e vi diamo i saluti. Sì. E mi raccomando i like. Wow. Che profumo Luisa. Buonissimo. Qui ce ne saranno da mangiare per tutti, amici, colleghi, familiari. Bene ragazzi, allora è tutto pronto. Allora che facciamo Luisa? Andiamo a assaggiare? A massaggiare. Andiamo, attenzione, 1, 2, 3. Allora, guardate dentro che spettacolo. Dovremmo farveli vedere da vicino. E adesso si assaggia. Luisa, questo all'interno. La ricotta è perfetta. È ferma. Non è né uscita. Chi da che c'è è rimasta. Vero, Non vedete? esce di fuori perché tante persone, come ho detto, ci mettono l'uovo non ci va. L'uovo non serve ed ecco qui il risultato finale di tutte quelle che abbiamo fatto. Le facciamo raffreddare e adesso delizieremo tutti amici, familiari, parenti e purtroppo follower no. Se eravate in zona magari passavate. Assaggiamo! Che buono. Ma qua altro che nonna, altro che forno, qua roba di lusso ragazzi. Troppo buono. Ok, adesso continuo a mangiare. Ragazzi, grazie di aver visto questo video, siamo alla fine. Troppi consigli, grazie Luisa per la visita. Grazie, sono stato contentissimo e chi lo sa, faremo altre ricette. Avete qualche ricetta in mente? Scrivete giù. E dai, seguite anche Luisa su YouTube, su Facebook e anche ci trovate dappertutto, Instagram, TikTok, insomma. Però non balliamo, solo mangiamo. Adesso mangiamo. No, io non lo so, vabbè, non me lo ricordo. Grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, a presto. Un abbraccio, ciao. Ciao. Siamo nella cucina di Valentina, i biscotti sono pronti, adesso li inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ecco qui, bravissima Valentina, arriviamo alla perfetta cottura di questi biscotti, vedete sono dorati, sono perfetti e così continuiamo.